semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza, come frutta ancora cerva. Qual è il tema del campo? Il tema che ci ha accompagnato in questo campo dei discepoli è il tema dell'amicizia, l'amicizia con Gesù, l'amicizia tra di noi e l'amicizia dentro la comunità cristiana. Questo tema ha accompagnato anche i due campi precedenti, i figli amati e perdonati, gli invitati e i figli della luce. Per esempio adesso che tipo di lavoro state facendo? Qui stiamo lavorando su un film che abbiamo visto ieri che riguarda il tema di questo campo, che è l'amicizia. Abbiamo visto i film di Il Ponte di Terabithia e quindi stiamo lavorando su quale tipo di amicizia, soprattutto oggi. Abbiamo iniziato la proposta stamattina con il tema la libertà, vivere la libertà nelle amicizie. Ci spieghi qual è il tema del campo e perché è stato scelto? E abbiamo scelto il tema della fragilità. La fragilità come elemento che appartiene alla vita di ciascuno. E in questo senso il primo passaggio che ci proponiamo è un passaggio di onestà e di rapacificazione con se stessi. Come mai hai deciso di tornare? Perché è divertente, mi piace. Poi è il primo campo che faccio dormendo in un altro campo, quindi è bello. Quali sono le cose più belle secondo te che si fanno al campo? In questo campo le cose più belle sono anzitutto che dormi qua con tutti i tuoi amici, quindi ti puoi divertire. Poi si vanno anche nei boschi a giocare a vari giochi e si sta molto all'aperto invece e non si possono manco usare il cellulare soltanto la sera per chiamare i genitori. Quindi è anche un gioco per annegare più amicizie.